Eccoci qua cari telespettatori, buona serata, ben arrivati a tutti voi al nostro spazio di approfondimento, di informazione, di sensibilizzazione. Allora, apriamo questa prima parte della nostra trasmissione con due ospiti a cui tengo in modo particolare per la loro presenza perché ci apriranno uno spaccato molto importante. Da un lato abbiamo il piacere di avere il professor Maurizio Muracca, grazie di essere qui con noi, che è coordinatore scientifico dell'IRP Città della Speranza, Dipartimento Salute della Donna e del Bambino, Università degli Studi di Padova, grande ricercatore ed esperto in medicina rigenerativa, in terapia cellulare e terapie avanzate. Grazie. Grazie a lei. E grazie anche a Riccardo Rosso, un ex paziente volontario della Fondazione Città della Speranza, quindi operativo. E ci racconterà anche la sua storia, risale per fortuna tanti anni fa, di paziente molto piccolo, bambino, aveva 2 anni se non erro, giusto? Per cui sarà anche un'occasione per farvi cogliere alcuni aspetti molto importanti visti in un'ottica prospettica anche diversa. Parliamo di ricerca, una ricerca che viene applicata, autorizzata naturalmente ad avere dei risultati concreti con pazienti. Io direi di partire soprattutto dai pazienti piccolissimi, parliamo di nati prematuri, dottore, e quindi qui apriamo il primo capitolo delle vescicole extracellulari. Allora, non pensate che sia una cosa complicatissima perché la capacità del professore è quella proprio di farci capire con parole semplici di che cosa si tratta. Solo un dato però come esordio, in Italia nascono ogni anno oltre 30.000 neonati prematuri, 7% di tutti i nati, ovvero quelli che nascono prima della 37esima settimana e pesano meno di 1.500 kg. Che problemi hanno tra i vari problemi che potrebbero avere, ma soprattutto in che cosa possono incorrere questi bambini, questi micro bambini nati prematuri? Sì, questi bambini grandi prematuri, lei accennava a quelli che pesano meno di 1.500 grammi, che vengono definiti appunto grandi prematuri, che hanno una gravidanza particolarmente breve, hanno come problema principale il mancato sviluppo degli organi, hanno organi che non sono arrivati a maturità completa. E in particolare non hanno un sistema immunitario adeguatamente sviluppato, il che ad esempio li espone facilmente a infezioni, ma possono avere un mancato sviluppo del polmone, dell'intestino, del cervello, della retina, quindi si tratta di soggetti particolarmente fragili. Come può essere fatta la diagnosi in questi bambini? Questo anche per far chiarezza a chi ci ascolta, che ha avuto una situazione anche vicina, analoga, e purtroppo sappiamo che ce ne sono veramente tanti, cioè i numeri non rendono la portata, però adesso avere un bambino non è più semplice come una volta e in molti casi purtroppo la nascita prematura esiste, è un dato di fatto. Quindi la diagnosi come avviene? La diagnosi avviene in base alle settimane di gravidanza. Quando un bambino nasce prematuro o grande prematuro, come si definisce prima della 32esima settimana, in questi casi il bambino viene immediatamente posto in osservazione intensiva perché necessita di supporto proprio perché i suoi organi non sono completamente sviluppati. In particolare il polmone non è in grado di svolgere la sua funzione, quindi spesso il bambino non può respirare autonomamente. Le difese immunitarie non sono ancora sviluppate o non sono idonee per tutelarlo da eventuali insorgenze di patologie. Qual è il rischio principale? Intanto una disfunzione del sistema immunitario che porta a disfunzione di altri organi e poi, come ho detto, le infezioni. Nel caso che noi abbiamo trattato in particolare con una terapia innovativa di cui parleremo, questi bambini che non hanno una funzione polmonare adeguata vengono sottoposti in terapia intensiva a ossigenoterapia, quindi ricevono ossigeno per poter ossigenare a sufficienza il sangue e tuttavia l'ossigeno può peggiorare l'infiammazione del polmone, può dare infiammazione di per sé
ed è un esempio di come con questi bambini le nostre armi sono spesso spuntate o sono spesso armi a doppio taglio, perché nel caso che ho appena raccontato l'ossigeno è necessario per tenerli in vita, ma d'altra parte può danneggiare un organo delicato e ancora immaturo e quindi abbiamo bisogno di sviluppare nuove terapie. Questa conoscenza nell'applicazione delle nuove terapie, ed è sempre questo che un po' spaventa le persone, sia che siano pazienti o parenti di pazienti. Sono diffuse, sono protocolli acquisiti, poi entreremo nel merito specifico anche, oppure sono diciamo in esclusivo utilizzo in determinate strutture come Città della Speranza e annessa struttura ospedaliera, in particolari altre poche, e quindi chi ha la sfortuna di nascere da un'altra parte non può avere queste attenzioni. Allora dobbiamo distinguere le terapie sviluppate ex novo. Qui stiamo parlando di terapie ex novo. Sì, quindi terapie che non sono mai state utilizzate nell'uomo. Queste vanno incontro a una sperimentazione molto complessa, sotto il controllo degli enti regolatori, nel caso di noi europei, sia l'ente regolatorio europeo, quindi la European Medicines Agency, l'Agenzia Europea per il Farmaco, che l'AIFA, che è l'Agenzia Italiana per il Farmaco, che verifica che questo nuovo prodotto sia stato sviluppato secondo tutti i criteri della farmacopea, secondo tutte le regole che mirano alla sicurezza del paziente, prima di tutto. Il primo obiettivo è non nuocere al paziente, quindi dobbiamo essere sicuri, soprattutto trattandosi poi di pazienti così fragili, che non mettiamo a rischio il paziente stesso. Verificato questo, cioè la sicurezza, si passa a valutare l'efficacia e questo lo facciamo prima in laboratorio, in diversi modelli di cui poi potremo parlare, e poi arriva il momento in cui si chiede di utilizzarlo per la prima volta nell'uomo e questo si può fare solo con l'autorizzazione degli enti regolatori nazionali e sovranazionali. Quindi non è una procedura semplice? Non è una procedura semplice. Quando si sono superate le varie fasi e la cura diventa standard, a questo punto la cura, se funziona, si diffonde in tutto il mondo. Per cui le cure che funzionano si trovano a Padova come a New York, come in qualunque altro diventano protocolli acquisiti. Certo. Parlavamo di patologie, professore, displasia broncopolmonare, di cui si può morire oppure si possono riportarne conseguenze anche in età adulta. Non è da sottovalutare. Su questa voi avete puntato l'attenzione. Sì, perché nei bambini che sopravvivono a questo grave difetto polmonare, il polmone non è adeguatamente sviluppato e magari in seguito alle terapie, alle ossigenoterapie per mantenere in vita il bambino, il polmone si infiamma. Quindi anche a seguito delle terapie potrebbe infiammarsi. Infatti, come esito delle terapie stesse. Nei bambini che sopravvivono, perché la mortalità purtroppo è molto elevata, le conseguenze possono essere gravi. Questi bambini possono avere un futuro con un'insufficienza respiratoria cronica che può essere evolutiva. Quindi un carico molto pesante sia per il bambino che per i familiari. A quel punto, che cosa avete trovato che si può attuare e che quindi ha avuto anche una validazione? Che percorso c'è stato? Intanto voglio sottolineare che questo prodotto che noi abbiamo utilizzato sperimentalmente è un prodotto naturale, perché è un prodotto che viene secreto dalle cellule del nostro organismo. Quindi noi non costruiamo qualche cosa in laboratorio, chimicamente, di sintesi. Si tratta di un prodotto naturale. Sono queste vescicole extracellulari, che cosa sono?
sono delle minuscole particelle, come delle piccolissime astronavi che vengono lanciate dalle cellule in giro per l'organismo e raggiungono diversi organi all'interno dell'organismo. L'organismo utilizza queste minuscole astronavi per trasmettere segnali anche piuttosto complessi. È come se all'interno ci fosse un vero e proprio manuale di istruzioni che dice alle altre cellule in giro per l'organismo o cellule di un particolare organo verso cui sono indirizzate come si deve comportare, come deve modificare il proprio metabolismo. Ma queste cellule sono parte dell'organismo stesso o vengono dalla madre quando nasce il bambino, cordone ombelicale, faccio l'esempio, o da terzi? Come funziona? Da dove vengono tolte? Nel nostro caso, le cellule che noi utilizziamo per produrre queste minuscole particelle in laboratorio, perché quello che facciamo è far crescere le cellule in strutture che si chiamano bioreattori e da queste cellule vengono prodotte grandi quantità, miliardi e miliardi di queste minuscole nanoparticelle che noi abbiamo studiato e abbiamo verificato che hanno delle proprietà interessantissime per le patologie di nostro interesse, cioè cosa fanno in particolare? Stimolano la rigenerazione degli organi e dei tessuti. Addirittura. E quindi, avendo noi a che fare con organi che non sono sufficientemente sviluppati, questa è la prima cosa che vogliamo. Il secondo aspetto è che hanno un'importante proprietà antinfiammatoria, anzi meglio definita come immunomodulante, cioè sono in grado di correggere gli eccessi del sistema immunitario. E questo è particolarmente interessante in un sistema immunitario disregolato, poco regolato come quello del neonato prematuro. Quindi queste nanoparticelle sono evidentemente di particolare interesse per le condizioni, per le malattie che noi vogliamo curare. Sono state applicate, quindi è un farmaco, possiamo definire, c'è un farmaco, si ha proprietà. È un farmaco sperimentale. Farmaco sperimentale, quindi è stato autorizzato all'applicazione sull'uomo, pratica, sul bambino. Infatti abbiamo iniziato a testarle, si tratta di uno studio multicentrico. Il coordinatore di questo studio è il professor Baraldi, che è il direttore del Dipartimento di Salute Donna e Bambino e direttore scientifico dell'Istituto di Ricerca Pediatrica. Con cui lei collabora strettamente. Con cui collaboriamo strettamente da diversi anni e comprende 7 centri, di questi 4 in Italia e 3 in Belgio. 7 centri di neonatologia. Ci sono già dei risultati interessanti? Troppo presto per parlare di risultati. Perché un anno fa che c'è stata l'autorizzazione circa. Esatto, no? Sì, esatto. Quindi quanto tempo bisognerà aspettare? Bisogna avere un numero sufficiente di pazienti per poter statisticamente dimostrare che rispetto ai soggetti che non vengono curati con questo farmaco, quindi che ricevono la terapia standard, i bambini che oltre alla terapia standard ricevono in più anche questo farmaco vanno meglio. Questi bambini sono bambini i cui genitori autorizzano l'attuazione di questa terapia, sono stati selezionati, come funziona? Perché magari ci può essere un genitore che è di una regione, non so, della Calabria, che non è a conoscenza di queste terapie, che però ha il bambino in quelle condizioni, dice io piuttosto che rischiare voglio che entri in questa terapia sperimentale, faccio l'esempio, sarei ben disposto, però come avviene la selezione dei bambini? Visto che avete bisogno di un campione anche rilevante. Certo, prima di tutto i bambini devono rispettare determinati criteri per poter entrare nello studio, cioè la loro malattia deve avere determinate caratteristiche.
perché questa, come tutte le malattie, si può manifestare in modo diverso. Quindi prima di tutto noi selezioniamo pazienti che sono molto omogenei, simili tra loro. E a questo punto, se il paziente può rientrare nello studio, naturalmente si fa un colloquio con i genitori e gli si lascia anche un manuale all'interno del quale viene spiegato la malattia di cui soffre il bambino, le cure che attualmente vengono fatte, le possibili opportunità che derivano da queste nuove terapie e anche i possibili rischi, perché dobbiamo sempre considerare. Volevo infatti chiederle, ma ci sono anche dei rischi? Perché... Allora, concludo soltanto, ai genitori viene lasciato il tempo adeguato per valutare la situazione. Naturalmente i medici in corsia sono disponibili per qualunque domanda, qualunque colloquio. Se poi i genitori accettano, firmeranno il consenso informato e il bambino potrà cominciare a ricevere queste nuove terapie. Vedete che la interrompo un attimo, vediamo la pubblicità. Allora ci interrompiamo qualche secondo, vediamo se ci sono dei rischi, delle controindicazioni, insomma delle problematiche che possono insorgere anche se è una fase ancora molto precoce. Ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco.